Allora Francesca, quel palo rimane l'emblema della stagione del Vittorio secondo te? Un palo che sicuramente nell'ultima fase della partita ha un po' pesato, nel senso che io l'avevo vista, l'avevo battezzata dentro, però ero veramente di taglio, quindi c'era una buona probabilità che non entrasse. L'emblema di una stagione, l'emblema di una partita mi pare un po' troppo. Io credo che questo campionato sia frutto delle motivazioni, sia frutto di quanta voglia c'era e non sempre si ha quello che si vuole, no? Quindi sono dispiaciuta perché non è andata come pensavamo, però questo è anche il calcio, bisogna saper accettare le sconfitte. L'unica cosa che mi tocca un po' è il fatto che secondo me non abbiamo dato il 100% in questa stagione, cioè potevamo fare qualcosa in più, bastava un pochino da parte di tutte per poter essere in un'altra posizione della classifica, ecco, tutto qua. Diciamo che anche il calcio femminile insegna che nessuno ti regala niente, per il Vittorio Veneto lo sta provando da 3 anni questo. Diciamo che il calcio in generale, non credo che ci sia differenza in questo caso tra calcio maschile e calcio femminile. Si sa che quando una delle prime in classifica incontra una delle più basse, ecco, sono loro magari che ci mettono qualcosa in più. Oggi si è visto, loro non hanno mollato, hanno fatto la loro partita, non avevano nulla da perdere, quindi probabilmente hanno giocato anche un po' più spensierate rispetto a noi, che ci sentivamo un po' questo peso dell'unico risultato utile. Però io credo che insomma non è da farsi una colpa oggi. Ci sono state varie fasi del campionato in cui non siamo state il Vittorio Veneto, e a me fa star male perché per quanto sono legata a questa squadra e soprattutto a questi colori, mi fa star male, però questo è il calcio, non si può fare altro. Resta ancora una cosa ora sulla corsa e la Coppa. Sì, la Coppa siamo ancora in ballo, sicuramente non molliamo, non è che adesso dobbiamo riprenderci, le motivazioni le ritroveremo in settimana, sono sicura. Non aiuta avere qualche defezione in rosa, però credo che oggi si è visto anche il supporto delle più piccole. Faccio anzi i miei complimenti a Ilaria Mella, che ha giocato 60 minuti ieri hanno vinto il campionato la primavera, quindi faccio i complimenti a tutta la primavera, al mister Tomma, e niente, le soddisfazioni sono arrivate. Oggi ha giocato tutta la partita e voglio dire è stata brava perché si è sacrificata. Peccato non averla giocata ad armi complete, ecco, tutto qua, però fa parte del gioco anche questo. Mister Toffolo, allora diciamo che quel palo di Da Rossa alla fine rimane l'emblema della stagione, il succo della stagione rimane là. Può darsi, sì. Per riuscire a vincere un campionato, ad arrivare a certi obiettivi, bisogna avere anche un pizzico di fortuna, e noi oggi non l'abbiamo avuta, quindi abbiamo subito 3 tiri e 3 gol, e noi invece abbiamo creato più occasioni, però non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, perché serviva solo quello per andare domenica prossima a fare lo scontro diretto con la Diocese. Non ci siamo riusciti, le ragazze hanno cercato fino al 95esimo di ribaltare il risultato, abbiamo preso il terzo gol in contropiede, quindi è andata così. È anche normale prenderlo in contropiede dopo che hai provato anche a cambiare il modulo, sei passato al 3-5-2 tenendo gli esterni alti, quindi era magari naturale anche prenderlo. Beh, chiaro, 6 sul 2-2 e un pareggio, una sconfitta faceva poca differenza oggi, quindi gli ultimi 5, 6, 7 minuti era tutta quanta un lancio lungo e tutte quante su. Non è andata. Non è andata, quindi ne prendiamo atto, più di così non potevamo fare oggi né tutto l'anno, quindi siamo ancora in corsa per la semifinale di Coppa Italia, siamo secondi in campionato, eccetera eccetera, quindi i risultati quest'anno sono ottimi. Peccato per la conclusione, che si arriva sempre a un passo dal traguardo, ma questo passo non è mai stato fatto. E difatti questo proprio è il terzo anno che il Vittorio Veneto arriva lì e poi si perde nel finale. Sì, quindi ogni anno c'è un obiettivo, quando eravate in Serie A, quando c'era da vincere il campionato, quando c'era da restare in Serie B, quest'anno da vincere, quindi lottare fino alla fine per 10 mesi è stressante mentalmente. Ci devono essere moltissime componenti che vanno tutte quante dal lato positivo.
noi fino a un certo punto magari anche questi fattori erano dalla nostra parte, e adesso tra infortuni e pali, per dire, non possiamo star qua a parlare di domenica prossima di giocarci lo scontro finale, insomma, con l'Orizzese.